Bentornati, eccoci a Muoversi Conoscendo. Io sono Sara Ferrarese e ricordo questa iniziativa voluta dal Comune di Udine e Città Sane, stimolo all'attività motoria e a uno stile di vita sano. Siamo seduti oggi, quindi per la nostra pratica trovate una sedia, possibilmente senza braccioli, e ci mettiamo comodi. Piegate le ginocchia, appoggiate i piedi a terra e ricordate sempre il nostro principio di lavorare sull'allungamento assiale, quindi dovete sentire le vertebre allungarsi come se ci fosse una calamita sul soffitto e un'altra sulla nostra testa che ci facesse crescere in alto. Quindi spalle rilassate, braccia potete lasciarle lungo i fianchi. Adesso inspirando facciamo sollevare le spalle verso le orecchie, espirando invece le scapole scivolano giù portando con sé anche le spalle. Quindi inspiro, immaginate le spalle come due palloncini che volano alti al soffitto, espiro, le nostre scapole sono diventate goccioline di pioggia sul vetro che scivolano. Inspiro ancora una volta. Espiro, scivolano le scapole, ma il collo rimane lungo, anche la schiena bella allungata. Da qui adesso, inspirando, apriamo il petto, espirando, chiudiamo, si stringono le clavicole, quindi ancora inspiro, apro il petto, la mia luce deve andare a illuminare il soffitto. Espiro, mi chiudo. Ancora inspiro, espiro, chiudo. Lento il movimento, proviamo a ampliare sempre di più. Inspiro, espiro. Proseguiamo con le braccia. Colonna lunga, inspiro, un braccio scende lungo il fianco, l'altro sfiora l'orecchio e sale oltre la testa. Inspirando adesso faccio uno scambio, sforbicio le braccia in avanti, espiro, mi fermo qualche secondo sentendo due forze allungare i miei arti superiori nelle direzioni opposte, una verso il soffitto, l'altro verso il pavimento. Quindi fuori l'aria, braccia distese, dentro l'aria, sforbicio, fuori l'aria, braccia distese, dentro l'aria, sforbicio, fuori l'aria e dentro l'aria. Una ventina di ripetizioni ancora di questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro. Portiamo le mani sulle spalle e disegniamo dei cerchi alle pareti laterali con i gomiti. Quindi muovo i gomiti lateralmente, inspirando, espirando, e amplio la circonferenza, il diametro dei miei cerchi. Inspiro, espiro, in un senso e nel senso opposto. Faccio attenzione alla mia schiena, deve rimanere con le sue curve naturali, perciò non buttate il peso indietro, ma sempre seduti in appoggio sugli ischi, mentre la testa continua a salire al soffitto. Da qui inspiro, unisco i gomiti, espiro, apro a lato. Dentro l'aria unisco i gomiti, espiro, divarico a lato. Se ce la faccio unire i gomiti toccandoli, altrimenti mi avvicino solo e riduco l'ampiezza del movimento. Ancora una volta, inspiro, espiro. Proseguiamo con la parte bassa, quindi con le nostre caviglie, le nostre gambe. Espirando sollevo un tallone da terra, inspiro, torno. Fuori l'aria sollevo l'altro tallone, dentro l'aria torno. Non dimentico, mentre eseguo questo semplice movimento in cui alterno la flessione dorsale alla flessione plantare della caviglia, di mantenere la mia colonna con le sue curve naturali. Quindi ricordate quel filo come fossimo una marionetta che ci allunga, ci fa salire al soffitto. Fuori l'aria e dentro l'aria torno con entrambi i talloni a terra. Espiro e inspiro, torno. Ora provo, espirando, a calciare avanti la gamba, la distendo, dentro l'aria torno a flettere il ginocchio. E ancora, fuori l'aria distendo, dentro l'aria torno. Possiamo fare una decina di ripetizioni per arto, espiro,
inspiro, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria. E provo con l'altra, stesso principio, espiro, distendo il più possibile il ginocchio, inspiro, torno a terra, espiro, allungo bene avanti, inspiro, torno, fuori l'aria, dentro l'aria. Tenete pure la caviglia rilassata, morbida, senza creare tensioni al piede. Espiro, inspiro, torno. Ancora 2 volte, fuori l'aria allungo, sentendo una forza percorrere dalla coscia, tutta la gamba e uscire al piede. Inspiro, torno. Con questo esercizio abbiamo terminato anche oggi il nostro incontro. Ricordo che questa lezione la trovate sul portale che è spettacolo.info. Grazie e buona giornata a tutti.